E probabilmente una sospetta frattura che è da diagnosticare in ospedale, chiaramente. Così a prima vista non era niente di grave, solo che era sotto shock. Abbiamo trovato un medico in posto e abbiamo cooperato insieme a lui in combinazione. Fortuna vuole che c'era anche il medico. Scusa Ridelli, mandami la vigilanza urbana o la polizia, qui è un casotto. Non si riesce più a coordinare neanche le macchine sull'incrocio di Melchiorre Gioia. Angolo Pirelli, proprio sotto il Pirellone. Sollecito di nuovo, capo. Ma portano neanche lui? Te lo dica guidare la macchina? Ma non hai visto che sta svenendo? Cioè non è che ho bisogno di essere... Quanto riguarda il nostro compito sarebbe terminato, solo dobbiamo attendere appunto la vigilanza o carabinieri che prenderanno la situazione in mano. Si presume che stia male? Sì, mi dà la via il numero, signore. Emanuele, al 10. Che piano è? Sesto piano? Va bene, signore, adesso provvediamo, mandiamo anche le autolettighe. Ha provato a chiamarlo? Certo, col telefono, citofono, campanello, tutto. Ma da quant'è che è chiuso dentro? Non lo so da quando, sarà mezz'ora, non lo so. Senta, ha chiamato lei i vigili? No, la custode. Perché cosa è successo? Perché mio marito, non so, penso che stia male, perché non risponde. Non risponde? No. Ah, che piano è? L'ultimo. L'ultimo piano? Vedi che è andato anche il mio amico, non riesce, non lo sento proprio. Senti, era accanto. Mamma, la borsa ce l'hai tu? Vabbè, ma a meno che non... Già, c'è che Vabbè, ma questa è giù, eh? Mi chiedo, sì, dai. Pronti? Vai. No, non viene. Prendi la zampa di porco, guarda, ragazzi. Ma perché c'è la leva dentro... Portaci un cacciavite, piatto, italiano! La leva. Lì c'è dentro, Cacciavite italiano! Dai. Entro io? Dai, fai che c'è anche ceduto la cena, dai, siete tutti. Dai. È tutto a posto, non si parla, non è successo nulla. Un'ora che non risponiamo. Tutto risolto, grazie. Lei non lasciamo, se le chiavi era a posto, capito? Se pensi in frigo, Ha dimenticato le chiavi sulla porta. se No, pensi stia tranquillo, muovo, si agiti, non è successo niente. Tu sei impazzito, non io! Porco cane, in mezz'ora che suona il telefono! Signora, Quando prende un colpo, signora, ma scherziamo, signora, dai. vabbè, me lo fai vedere tu! Te la sei chissà? no, come si fa a sentire? Ma no, non c'è nessuna chiave, non c'è nessuna chiave. Che sua moglie forse credeva che lei stava male. Non si spaventa tutto bene. Come si chiama? Devo firmare. No, niente. No, dunque lei, signor Ballotta? Cos'è, inquilino o proprietario qua? Mia moglie proprietaria, sei proprietario. Beh, proprietario, Ballotta. Nome? Roberto. Roberto, niente, adesso devo parlare con la sua signora per gli altri dati. Oh, ma... Quanti anni è?
50, 53. Senta, ma che è successo? Avete litigato? Ma no, ma io sono su perché stavo un po' stanco così, no? Sono su, mi sono di essere addormentato perché... Perché dice la sua signora che era parecchio che bussava, che la chiamava. Ero stanco, sono addormentato lì, sono su un momentino. Perché ero un pochettino stanco sul salento, mi devo sopravvivere sul divano, perché quando mi sono svegliato mi sto quello che gli ho fatto. Sto lì, un attimo. Vado a chiedere alla signora, va, che mi sono spaventata la signora del marito. Senta, noi avremmo bisogno del vostro intervento in via Grossi C16. Via? Grossi C16. Grossi? Grossici. Sì? Grossici. Sì, per che cosa? Una persona che non risponde da 6-7 giorni, non si vede, ma viene anche un po' di cattivo odore. 16? Nel secondo piano ci sono le finestre da facciano sportive. Sì, va bene, voi siete lì? Mandiamo subito a dare un'occhiata, eh? Sì, Salve. Se non ce la fai, lo spacchi in mezzo alla tapparella. Ti continua, spacchi, dai, sta mica lì, dai. Se non ce la fai, io lo spacchi. È legno questa. Vittorio. È legno? Sì, Vittorio, spacchi, dai. Va che vieni tu. Non ce la fai spiegare questo. Niente, vai. Buono, poi ce n'è uno a 50 centimetri. Guarda. Adesso libero quello. E chi se ne frega? No, ma che cosa sta succedendo? Non si sa cosa è C'è una successo. persona che non risponde. Secondo lei è sicuramente dentro, potrebbe essere andato... Non lo so. Portati che tu. Portati che tu. Metto proprio un po' di qua. No. Altri due. Sì, altri due. Quello a tua destra, ecco, lui e uno alla destra. Lo fai? Attento adesso, Vittorio. Metti sotto qua la scala, Angelo. Vai via, vai via. Uno di finire, che ne è una barba, Buono, buono. Adesso, che le vieni morme, tu. delinquenti. Vieni tu. C'è odore. Sì. Pochissimo, posso prendere. Vai ora. Io, Angelo, continuo. No, Vittorio, se hai bisogno apri subito la porta. Sì, comunque